Con molti di voi già ci conosciamo, perché il progetto FDCOS è come dire, veramente in uno stato di avanzamento importante. Come ha detto Claudio Beltrami, l'80% circa, diciamo, delle aziende ULSS ha aderito a questo progetto. Di questo 80% già molte aziende hanno l'infrastruttura pronta per emettere le smart card. Scolfaro da questo punto di vista è come dire il pioneer è il pioniere, e quindi sta portando avanti giustamente tante domande che hanno anche delle risposte, in parte colpa nostra, che presi anche dagli altri progetti e dalle altre installazioni ogni tanto dimentichiamo di chiudere il cerchio. Però a domanda fatta molto probabilmente c'è anche una risposta. Molto probabilmente ci sono anche delle risposte a quelle giuste diciamo, richieste rispetto per esempio alla validità del certificato, al fatto che il certificato è in grado di garantire una certezza di identità e di autenticazione, alle domande di Longo rispetto: esiste all'interno del certificato un qualcosa che mi dica che la carta e quel certificato sono validi per quell'organizzazione? Sì, esiste. Per questo poi diciamo, ci sono anche le risposte. Esiste all'interno del certificato una ID che identifica l'organizzazione dalla quale è stato emesso il certificato. Per quello che può valere, diciamo, c'è, nel senso che c'è all'interno del certificato, come dire, un contesto che ha emesso il certificato ed è visibile nel certificato. Quindi in occasione di una firma di un tipo al di fuori del contesto per il quale questa carta è stata diciamo, attribuita, è possibile, come dire, invalidare la firma, dal momento che quella carta in qualche modo, voglio dire, il giudice poi decide. Se voi avete tempo di seguirci nella parte di presentazione anche tecnica, ripeto, ad alcune di queste problematiche possiamo comunque trovare delle risposte. Su alcune, su altre magari usciremo con un dubbio, ma sicuramente con la promessa che ci lavoreremo per, come dire, indirizzare anche le paure dei medici, o per indirizzare gli aspetti applicativi, perché diciamo, noi parliamo di una materia che è quella dell'informatica, del software, e nella nostra identità c'è questa capacità di interagire proprio con gli strumenti di firma digitale e con la parte applicativa delle organizzazioni. Come dice il nostro direttore della ricerca e sviluppo, tutto quello che diciamo, si può fare tutto, con il software si può fare tutto, quindi le soluzioni ci sono degli aspetti organizzativi che vanno indirizzati, credo che sia l'aspetto più difficile, ma la parte tecnica, per quello che riguarda le smart card e la firma digitale e gli aspetti, come dire, normativi, sono tutti indirizzabili con opportune soluzioni, quantomeno quasi tutte, ci proviamo. Diciamo all'inizio mi ripresento, sono Roberto Capocchiano, direttore Bit4Read per il Centro Nord e Sales Director della stessa azienda. Vi dirò chi è Bit4Read, anche per dare, come dire, per dare una sostanza al valore aggiunto che portiamo in questo progetto, e per, insomma, con l'identità si scoprono, come dire, si possono scoprire tante soluzioni e le risposte che riusciamo a dare a queste problematiche veramente molto complesse. Allora, bene, l'incontro di oggi prevede una piccola parte mia come dire, di presentazione dell'azienda, dopodiché ci sarà l'ingegner Scotto, con il quale diciamo, attraverseremo gli aspetti un pochino più tecnici del progetto. Parleremo dell'azienda, del contesto di riferimento e gli obiettivi del progetto, come è fatta la fornitura, il ciclo del progetto ed alcuni dettagli funzionali. E in più anche alcune estensioni all'uso della smart card che non sono previste dal progetto, nel senso che ci sono soluzioni possibili. Allora, intanto chi è Bit4Read? Bit4Read è un'azienda italiana con sede a Napoli,
presente in Europa, in diversi paesi, in diciamo, Spagna, Portogallo, siamo presenti anche in UK, siamo presenti con la nostra area vendite anche nei nuovi paesi europei dell'Est ed anche in Russia. Esportiamo circa il 35% del nostro fatturato all'estero. Un ultimo contratto che è stato acquisito è stato con le poste cinesi di Macao, quindi riusciamo ad arrivare con queste competenze anche nel resto d'Europa. La sede diciamo, operativa dell'azienda e la sede legale si trova a Napoli, abbiamo sedi a Milano e Roma. Alcuni clienti. Da alcuni clienti, così mi viene in mente, di raccontarvi veramente brevemente la storia di questa realtà italiana che possiamo definire veramente una realtà di successo per quello che riguarda le smart card. Abbiamo Bit4Id e diciamo, il contenuto, il valore che crea Bit4Id in realtà nasce a metà degli anni 90 quando era parte, questo gruppo di persone, di una grossa società telefonica, poi passato questo gruppo alla ST Microelectronics e dal 2004 si chiama Bit4Id, che come acronimo vuol dire appunto Best Information Technology for Identification. Voi vedete Trenitalia. Trenitalia è un progetto che è nato nel 1999 e ancora oggi noi manuteniamo, ed è un progetto che ha previsto l'uso della smart card per i macchinisti dei treni che senza quella smart card non possono accendere la macchina per guidare il treno. Attorno a questa smart card sono collegate sostanzialmente tutti i certificati di visita e tutte le abilitazioni che loro devono avere per poter, come dire, far partire una macchina. Questo ve lo dico diciamo, in modo generale, poi diciamo, non è il caso di approfondirlo tecnicamente. Tutte quasi le certification authority italiane, spagnole, portoghesi hanno usato la nostra competenza per associare diciamo, i notai per dare a questa loro funzione un contenuto tecnologico. Questo diciamo, per quello che riguarda le certification authority, in Italia sono Postecom, Infocert, sono Actalis e tutti quelli che ci portano diciamo, sulla scrivania alcune problematiche da risolvere. Ci sono clienti di diverso tipo. Una cosa che ci tengo a ricordare è che il primo grosso progetto in Italia relativamente alla carta CRS, carta sanitaria operatore, è un progetto pilota di Bit4Id ed è il progetto della Regione Lombardia. È stato il primo progetto realizzato con carta regionale, è stato fatto dalla nostra azienda alla provincia di Lecco come pilota. Questo ancora oggi ci sono i 9 milioni potenziali di cittadini lombardi che usano un nostro software per accedere ai servizi che sono messi a disposizione sul portale della sanità e della pubblica amministrazione. Quando ci sarà il fascicolo elettronico, queste persone andranno sul fascicolo elettronico, già c'è, quando sarà usato, andranno con diciamo, tecnologia Bit4Id. La nostra missione è proprio questa: sviluppare moduli, prodotti, applicazioni e sistemi per l'identità digitale di persone e cose. La strategia, e ne vedremo l'applicazione proprio nel progetto FDCOS, è quello di dire: ma questo è un mondo diciamo quasi di stregoni, quello delle smart card, quello dell'ICT va un po' per conto suo, c'è proprio questo gap tra l'ID, i notai, piuttosto che i produttori di carte e l'informatica. Il compito che ci siamo dato con successo, ripeto, è quello di abilitare, di facilitare l'introduzione delle smart card all'interno delle organizzazioni complesse. Quello che è anticipato è che questi sono veramente due mondi separati. Chi fa le carte, chi diciamo, realizza i certificati e chi fa l'ICT non si parla. Chi fa le smart card e i certificati vive il suo mondo. L'ICT presume di supportare questo mondo, ma quando poi si va nella realizzazione c'è sempre qualche buco da coprire. E qui, come dire, la nostra competenza è molto apprezzata, come dicevo, sia dall'ECA sia dalla, diciamo,
dai produttori informatici e dai rivenditori informatici, perché riusciamo a mettere insieme l'operazione. La competenza nostra, la nostra competenza nasce proprio dalle smart card. Il team leader per quello che riguarda diciamo, le tecnologie di firma digitale in Italia, quello che ha definito la CNS italiana, il team leader è una persona che attualmente lavora in Bit4Read e che faceva parte, come dire, della parte diciamo, storica precedente al nome Bit4Read. Quindi noi siamo in grado di realizzare sistemi operativi smart card e di portare tutta questa diciamo, attività fino all'applicativo. Che cosa ci è stato chiesto? Questa è un po' bruttina come slide, però abbiamo avuto il tempo di metterla in pista. Che cosa ci era stato chiesto? Come diceva giustamente la dottoressa e come ho visto alcune come dire, riflessioni che sono state fatte, perché io devo farmi carico di un lavoro che spetta all'ACA? È un'opportunità, naturalmente uno ne vede i vantaggi e gli svantaggi, chi ne vede più dei vantaggi decide di realizzarlo, chi vede più gli svantaggi magari ci pensa, insomma. Quello che c'era stato chiesto è, possiamo evitare, come dire, di ricevere le smart card dopo tanti mesi e di poterle realizzare all'interno della nostra organizzazione? E in più, possiamo fare in modo che queste smart card non siano solo smart card di firma, ma che abbiano altre funzioni? Questa è stata la domanda della Regione. La nostra risposta è stata progetto FDCOS. Progetto FDCOS che vuol dire voi non mandate più i nomi dei medici come ULS alla Regione, la quale le manda ad Actalis, la quale le manda al produttore Obertur, che spedisce le carte al medico già inizializzate con certificato di autenticazione, con certificato di firma e con un'indistinta come dire, grafica. Noi diciamo, vi mandiamo delle smart card bianche che sono già state da noi definite da un punto di vista del file system e diciamo, di come si mette il certificato all'interno della carta e le realizzate all'interno della vostra organizzazione. Ma come lo dovete fare? Lo dovete fare in modo semplice, perché se noi vi complichiamo la vita, voi non lo fate. È tutta qui, nella missione di Bit4Read, veramente lo dico spesso, la semplicità come punto di arrivo e non come punto di partenza. La semplicità come punto di arrivo la può dare soltanto chi la materia la conosce bene.